Avanza, Moduvato! Oh, abbascia! No, non sa di baciare prima! E aspetta, la gusta scatto. Dai! No, non sa di baciare prima! Cinci, altro anno con salute. Aspetta. Mia, sempre un'io di usi. E alligro. A Sant'Antonio. Adesso si da tra lì. Non me la Saluta a tutti, vi spero spracchentando, hanno soccattato tutto sul 9. E viva Sant'Antonio! Come? A Sant'Antonio. Dai, appoggiati no, che poi dove sei cava? Vai! Abbascia! Bella bene! Devi stirare qua, aspetta! Oppa! Là! Salute. Viva per Desteddo. Sempre. A Terrosanno Sant'Antonio. Allora ci facciamo i righetti. Aspetta! Aspetta, state qua. Un altro dove sta appoggiato? Sta appoggiato il 9 andava spero il 9 dai.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Volevo dirvi che questo gesto di benedire il fuoco nel giorno, nei vespri di Santo Antonio è un gesto molto antico, sacro, che ci invita a chiedere l'intercessione del Santo che tocchi il cuore di Dio, perché tutti noi abbiamo problemi, difficoltà, malattie, cose che ci fanno male dentro. E allora, chiedendo la benedizione, non benediciamo tanto il fuoco, che è già benedetto, è già bello, ci scalda, ci fa famiglia, ma benediciamo noi che ne usufruiamo, perché la nostra vita sia inondata di questo fuoco di carità, di bontà, di generosità, di salute, di pace. E quindi in questo senso facciamo questa preghiera. No, credenti, non credenti, poco credenti, molto credenti, non importa. Rivolgerci al cielo e dire: oh, guardami, sii buono con me, aiutami. E questo è il significato. Sia benedetto il nostro Dio per le grandi cose che ha compiuto nella Beata Vergine Maria e nel Santo Antonio Abate che oggi ricordiamo. Dalla Sacra Scrittura, Mosè condusse il bestiame nel deserto, che è un po' la nostra vita. Arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. Egli guardò ed ecco, il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: voglio avvicinarmi, voglio vedere questo grande spettacolo. Perché il roveto non brucia? Il Signore vide che si era avvicinato per vedere Dio e lo chiamò dal roveto. Vedete questo desiderio di Mosè? Voglio vedere, perché il roveto brucia ma non si consuma. È la figura della nostra vita. Quante cose che abbiamo che vogliono bruciarci, vogliono distruggerci, vogliono farci del male. Eppure siamo protetti. E Mosè dice: voglio vedere come succede questo, come avviene questo. Preghiamo. Padre nostro, sii benedetto, Dio Padre Onnipotente, tu, sin dal principio, hai creato la luce e hai acceso nell'uomo, fatto a tua immagine, la scintilla del tuo amore. Con una colonna luminosa hai guidato il tuo popolo errante nel deserto della vita verso la terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio a portare nelle nostre tenebre l'ardente luce della verità e della pace. E dopo la sua gloriosa ascensione hai effuso la fiamma del tuo Spirito nella Chiesa nascente. Benedici questo fuoco in questa festa di Santo Antonio Abate
e fa divampare nelle nostre vite, nelle nostre famiglie, l'incendio della tua carità e del tuo amore. Sii benedetto, Signore nostro Dio. Tu hai dato agli uomini il tuo Figlio, splendore dell'eterna gloria e la fiamma viva del tuo Spirito Santo. Benedici questo fuoco in questa notte in cui celebriamo la festa di Santo Antonio Abate. Fa che diveniamo portatori di luce, di carità, di bontà, di benevolenza e costruttori di un mondo rinnovato nel tuo amore per Cristo nostro Signore. Il Signore è misericordioso, per intercessione di Maria, nostra Madre e Regina, e di Santo Antonio, nostro protettore, vi illumini, vi comunichi il fuoco del suo Spirito, perché possiate vincere le suggestioni di tutto ciò che è male e gustare la forza del suo amore per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga sempre. Amen. Quest'acqua benedetta gliela diamo a Santo Antonio. A te Rosanno, salute! No, tanto mi sa. Perdona i peccati, sarà la vita eterna e al cielo. Gloria al Padre, al Figlio e al Spirito Santo, come scritto. Creo in un solo Deus, Todo-Poderoso, Criador, del novo, del suguer e del saber, Jesus Cristo, Filho de Jesus, o único Senhor nosso, concepido, com o Espírito Santo, e nasce da Santa Maria Vergine, patio faceva dele, de Ponzio Pilato, si stava crucifisso, morto e sepoltato, e lasciato il inferno, senza Dio, crucificato di nuovo, perdona i peccati, sarà la vita eterna e al cielo. Gloria al Padre. Creo in un solo Deus, Todo-Poderoso, Criador, del novo, del suguer e del saber, Jesus Cristo, Filho de Jesus, o único Senhor nosso, concepido, com opera e Espírito Santo, nasce da Santa Maria Vergine, patio faceva dele, de Ponzio Pilato, stava crucifisso, morto e sepoltato, e lasciato il inferno, senza Dio, crucificato di nuovo, Padre Todo-Poderoso, di niente, alla Vergine, Dio, e al cielo.
un solo Deus, todo-poderoso, Criador, Senhor, Escudeiro e Dessalero, Jesus Cristo e Jesus, o único Senhor nosso, conceptivo, a ópera Espírito Santo, nasce da Santa Maria Verde, a partir da sua poder, de Pôncio Pilato, estava crucificado, morto e sepultado. Baixado, verso a Dio, ressuscitado e morto. Antonio da grazie a tutti.